Evoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Fatemi dare un saluto, l'ultimo saluto a un grandissimo, a Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso, pro sindaco di Treviso, di nuovo sindaco di Treviso, lo sceriffo, una figura, se n'è andato a 95 anni, è una figura amatissima in seno alla Lega, è stato poi apprezzato anche nel corso degli anni e non poteva essere altrimenti, perché era una persona speciale e soprattutto, se mi sente, mi tira l'orecchia da lassù, era veramente una persona buona. Ma lo sceriffo perché era lui pensate che lo avevano attaccato perché aveva detto razza piava e razzismo. Sono fatti così. Perché lui era, diciamo, la parola manicheo sarebbe fuorviante, ma o sì o no. Quindi non aveva vie di mezzo quando c'erano situazioni, come dire, nebulose, di poca onestà. E quando sento dire l'oscenità, è un'oscenità, ve lo posso garantire. Questo è che giorno è speciale 25 aprile. Intanto, scusatemi, c'è il grande Simone, il benamato Simone, sulla tolla di comando in regia tecnica. Volevo dire questo, che siccome l'ho visto e posso dire che ho visto all'opera anche sindaci non della Lega, sulla sicurezza il sindaco può tanto, ma tanto sul serio. Magari, forse le grandi città come Milano e Roma, magari fino a un certo punto, ma nelle città medie, Treviso all'epoca cosa aveva, 80-90 mila abitanti, nella città si può, una città come Treviso puoi farlo. E Gentilini, come dire, userei una frase che a lui sarebbe piaciuto, ha tracciato il solco per tutti i sindaci dimostrando come si fa. Io ne sono stato testimone oculare perché il primo anno, diciamo, andavo e venivo, cioè mi spostavo sempre ogni giorno a Treviso e ho visto l'efficacia dei suoi provvedimenti, perché lo avevano attaccato perché lui aveva tolto le panchine ai giardini pubblici. Uno dice: "Ma come?" Perché ospitavano sempre spacciatori. Ma io, arrivavo a Treviso all'1:30 del pomeriggio, poi me ne andavo alle 7, tornavo a casina in treno. Li vedevo il pomeriggio, tranquilli, erano là che spacciavano. Poi alle 6 quando faceva buio non li vedevi più. E lui cosa ha fatto? Ha tolto le panchine e hanno dovuto spostarsi. E alla fine, se non trovano qua, se non trovano là, se non trovano la via, e magari si va all'agenzia di collocamento e si cerca un lavoro. Boh, come fanno tutti, come siamo costretti a fare tutti. Questo è un piccolo aneddoto. Mi piace ricordarne un altro perché Giancarlo Gentilini era un signore, è stato un importante dirigente bancario, lui proprio della politica, l'ha fatta per passione. E mi ricordo, era il 2003, festa nazionale della Lega, dove la fanno, quella volta noi le regioni erano nazioni, e la fanno a Pordenone. La fanno dopo una batosta elettorale mostruosa alle regionali. C'era la candidata della Lega, ha perso, la Lega ha perso voti, un disastro.
e l'hanno scaricata a Pordenone praticamente. E fu una festa che riuscì tutto benissimo. Mi ricordo anche, io non lo sopportavo, ma c'è lei che mi spadagna, un successone mostruoso, successo di pubblico, tanta gente che non era leghista, o comunque al massimo sarà stata elettori, ma neanche. E mi ricordo come si organizzava, come si faceva normalmente, chiamavi ospiti politici poi, no? Ovviamente. E abbiamo chiamato Giancarlo Gentilini, che non c'entrava col Friuli Venezia Giulia perché lui era di Treviso, ma era talmente popolare che, insomma, io mi ricordo quando l'ho visto arrivare, è arrivato, ha dovuto arrivare con l'auto con la scorta perché era minacciato da islamici o cose di questo genere. E mi ricordo che ha tirato fuori dal portafoglio un biglietto di Verdoni di euro, credo fossero, non mi ricordo se, insomma, erano carte o da 50 o da 100, e ha dato a questi ragazzi tegnitosi, andai a beverve qualcosa, un signore. Ma aspettate, non è finita. Per autosovvenzionarci, io ero tra gli organizzatori, pensate un po', ma è riuscito bene, è incredibile, è successo. E abbiamo avuto anche un piccolo ritorno economico, ma le spese per farla riuscire bene, comunque le spese hanno dovuto essere sostenute. Vendavamo i biglietti della lotteria, la nostra lotteria. E mi ricordo che mi dava una mano la mia compagna, Donna Rosalia, e vendevamo questi blocchetti. Allora pensate che non faccio nomi, non sarebbe simpatico, una pezza grossa, la pezza più grossa della Lega che c'era in quel momento, quando la mia compagna è andata a vendere i biglietti, no, non compro i biglietti della Lega, io, della lotteria. È andata da Gentilini, allora le ha preso un pacchetto, non ha preso 3, 5, 10, ha preso un pacchetto da 50, e poi Rosalia aveva un pacchetto iniziato, le ha comprato anche quello come se fosse, e non solo, tieni Titosa. Sto parlando di 22 anni fa, eravamo, rispetto a lui era più anziano di noi, quindi Tosa. Cioè questo è Giancarlo Gentilini, questo era il suo spirito, e se, nonostante comunque la sua severità, ha guadagnato così tanto affetto, poi alla fine anche trasversalmente, significa appunto che era davvero quel che si dice una gran brava persona, oltre che capace. Questo glielo dovevo. Adesso andiamo avanti naturalmente con la nostra trasmissione, è uno speciale, vi annuncio, lo sapete, l'abbiamo già detto in questi giorni, alle 12 c'è una contaminazione oltre Movie Time e non abbiamo sigle. Mi guarda Simone, è uno speciale, quindi uno speciale 25 aprile, e con Vincent abbiamo scelto 10 film. Io ho scritto, l'ho messo anche, lo sapete, come ogni giorno, come ogni notte che il cielo manda in terra, ho scritto la sinossi, non c'è una sinossi naturalmente, contro la liberazione, liberiamoci dalla liberazione. No, la libertà è un bene comune e non possiamo forse pensare che solo una parte se ne appropri, vitando di parlare di libertà e liberazione l'altra parte. Questo non è giusto. E quindi abbiamo scelto film che simboleggiano in qualche modo la libertà. Fragola e cioccolato, per esempio, è un film cubano che naturalmente la libertà è il suo contrario. La libertà che è una fatica che deve essere guadagnata perché c'è qualcuno che te la vuole togliere, te la vuole impedire. Fragola e cioccolato è un film che fu anche candidato all'Oscar, che parla delle persecuzioni contro gli omosessuali nel regime castrista, comunista, cubano, ed era un film cubano per giunta. Qualcuno disse che Castro gliel'aveva lasciato fare per far vedere che lui era democratico, non lo so. Poi c'è un film, questo è antiregime, è Goodbye Lenin, la storia, la protagonista che è comunista, che è russa, alla quale fanno credere che sia ancora vivo Lenin. Poi Rocky 4, quello è, diciamo, entriamo anche tutto sommato un po'
in quello che vediamo in questi giorni. Lì siamo Stati Uniti, ti spiezzo in due Rocky 4, non l'ho neanche visto, credo. Poi abbiamo un film di John Milius che ho scoperto, l'ho visto sabato, bello, praticamente è un film del 1984, Alba Rossa, e lui si immagina uno sbarco dei comunisti, dei russi negli Stati Uniti, e si impossessano di una parte degli Stati Uniti, e ci sono questi partigiani che lottano contro i russi comunisti. Sono comunisti russi e anche sudamericani, chiaramente cubani. È un film chiaramente fantapolitico, è un film che non ha credibilità, francamente, perché si immagina che i russi abbiano fatto sbarcare tutte le armi che hanno impiegato nelle navi da cargo, nelle navi mercantili. Un pochino, vabbè. Poi c'è un film che non conosco, è stato segnalato da un ascoltatore, Benvenuti ma non troppo, è un film francese del 2015. Poi c'è un film con Gianmaria Volontè, La classe operaia va in paradiso. Poi ci sono due film di Carpenter, regista che personalmente amo moltissimo, Essi vivono, si immagina in una realtà dove la Terra sia governata dagli extraterrestri che usano messaggi subliminali per distogliere noi terrestri dalla verità delle cose. Quindi anche qui extraterrestri che ci tolgono la libertà. È una versione abbastanza primitiva di Matrix per certi aspetti, anche se magari è difficile trovare delle attinenze tra i due film, ma è un film del 1988, e comunque anche qui c'è la questione della libertà, e poi libertà anche per Fuga da Los Angeles, sempre di Carpenter, segue Fuga da New York. Lì ci si immagina credo fosse appunto Los Angeles, l'isola di Los Angeles occupata da dei terroristi che hanno rapito la figlia del presidente degli Stati Uniti, che in realtà era con Butta, con il loro leader che è una specie di caricatura del Che Guevara, e poi c'è la scena finale, quella leggendaria che piace tanto a me, con Ian Plisken. Convenevoli formulaici, per ricordarvi che siete sempre in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11:24, insieme a Simone il Magnifico, il ben amato soprattutto, ma non parliamo di quelle cose lì. Ha letto troppi giornali, ho letto anch'io, ho letto tutti gli articoli sull'Inter stamattina, e ti viene lo sconforto, sconforto, paura e sconforto, che potrebbe essere un titolo di un film. Non pensiamoci, andiamo avanti, occupiamoci lo spazio con il lavoro. Vi ricordo che la Commissione interna comunica che le temperature in questi locali sono pari a 24,9 gradi centigradi sopra lo zero, 19,5 invece quelli esterni, 55% l'umidità, 1011,1 millibar la pressione. Io, anche se uno speciale, che giorno è, rivolgo comunque un abbraccio forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela e alla signora Adriana Angela, che ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà, Campo 8 Cent'anni, meditate gente, meditate. Poi potete seguirci dal sito radiolibertà.net, potete seguirci naturalmente grazie alla Radio DAB, alle applicazioni iOS Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siete sulla costa terrestre con i vostri cellulari. Poi il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione nella programmazione di Radio Libertà, e dove troverete ogni cielo che la notte manda in terra, ogni notte che il cielo manda in terra, le sinossi di che giorno è. Quindi oggi non è proprio così, c'è la sinossi dello speciale, ho ritagliato, fotografato, ma io sono andato a tagliare le recensioni al Mereghetti dei 10 film di cui vi parleremo. Quindi se andate sul profilo Facebook trovate proprio le foto e potete leggervi le recensioni
del Mereghetti di questi film. Mereghetti è la Bibbia di noi cinefili. E poi abbiamo anche Twitch, il social di ultima generazione, poi abbiamo Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, e direi che di quel che c'è non manca nulla. Se volete potete intervenire, anche se immagino che siate tutti in questo momento in piazza a celebrare la festa della liberazione, e ci mancherebbe altro. 0292947222 è il numero di telefono, ma anche se siete in piazza a celebrare la liberazione il 25 aprile e magari ci state seguendo perché siete affezionati ascoltatori di questa emittente, chiamate pure, oppure mandate un WhatsApp 340 670 9659. Anche oggi c'è qui il Parlamento, e anche oggi ci sono i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici, e anche oggi ci sono il Segui la Lega, e anche oggi naturalmente genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del sesto giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano, che per tutti appunto è un 25 aprile. Vinars, venerdì, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Pensate un po', oggi è il genetriaco di Guglielmo Marconi. Chi ha inventato il telefono? Lui? Bell? Insomma, gli italiani vogliono tutti che sia lui. Poi abbiamo Ella Fitzgerald, diciamo la musica per voi oggi è lei, ci mancherebbe. Dicevo al nostro regista, parlando delle ottave. Allora, dicevo, scusate, ho perso il filo, succede quando si ha una certa età. Ella Fitzgerald aveva 3 ottave della voce. Pensate che Mina ne aveva 2, ne ha, Mina è ancora viva, quindi insomma la regina del jazz, non a caso. L'unica cosa migliore del canto, ha detto Ella Fitzgerald, è cantare ancora di più. E poi abbiamo un altro musicista meno conosciuto, un bluesman come Albert King, che era Albert Nelson, e poi abbiamo Albert Uderzo, che insieme a René Goscinny, l'autore di Asterix, una striscia che ha rivaleggiato con la Walt Disney, e anche i film hanno avuto molto 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 successo. E poi non so, forse l'ho anche messo nella colonna sonora di questa trasmissione, Pier Giorgio Farina, che in realtà si chiama Farinelli, Pier Giorgio Farinelli si chiamava, ed è stato anche l'autore della canzone del Padrino parte seconda. In realtà era un rifacimento, non era lui l'autore, e quindi per questo non gli hanno dato l'Oscar. E poi mi fermo perché è il momento della pausa. Riprendiamo tra pochi minuti con tutto quello che vi dobbiamo dare, offrire. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ecco, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile, a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2, con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è?
Allora ve lo spiego subito: dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dito dalle mani, dito dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice, ah beh, io sono uno sportivo, e beh, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2. E non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di 1 mese 35 euro, trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Sempre Radio Libertà, sempre che giorno è, speciale 25 aprile, liberiamoci della liberazione, no, prendiamoci la libertà. E ero con i genetriaci, eravamo con i genetriaco della il colosso di Ruda, l'aveva chiamato non Gianni Brera, forse Oreste del Buono. Lui era Tarcisio Burnic, Ruda perché è il suo paese. Poi le pronunce Burnic, comunque è stato era uno dei più grandi difensori della storia. E poi un genetriaco che faccio commentare al co-conduttore col quale poi faremo questo oltre movie time. Vincent, buongiorno, buongiorno. il Allora, genetriaco di Al Pacino. mamma mia, Al Pacino è qui, amici, dovete alzarvi tutti in piedi, dovunque voi siate, anche se state guidando, fermatevi, alzatevi e applaudite uno dei più grandi attori che la storia del cinema ci ha regalato, il signor Alfredo Al Pacino, che ha origini italiane e nonché fondatore dell'Actor Studio. Io ho avuto l'onore di incontrarlo per 5 minuti quando andai per una delle prime volte in America, perché il mio sogno era andare a studiare all'Actor Studio, ma per entrare all'Actor Studio bisognava parlare bene l'inglese. Io già faccio fatica a parlare l'italiano, perché mi sono dovuto, diciamo, adattare dal calabrese, e quindi figuratevi quanto era difficile poterci entrare in quella scuola. Ma quando ero a New York incontrai una ragazza napoletana che parlava benissimo l'inglese, che era riuscita ad entrare all'Actor Studio, e mi disse un giorno: dai, vieni di pomeriggio che ti porto a vedere di nascosto, da clandestino, è normale, ti porto qua nella scuola a vedere come recitano gli altri. Non capirai niente perché recitano in inglese, ma comunque vieni. Vado lì, c'erano tipo una ventina di persone, era una come si dice, una sala prove, con un piccolo cinema, una sala d'essè, no? Dove c'era un palcoscenico e delle poltroncine molto vecchiotte. Guarda che alle 12.55 Simone deve andare via. E va bene, manca un'ora e mezza, però Pelle, te la sintetizzo. Ad un certo punto mi dice: guarda chi c'è seduto lì. Chi è? Al Pacino, che preparava il documentario sugli attori Riccardo III. Al Pacino va sul palcoscenico, Gigiona dice: dai, chi è che vuole salire? Chi è che vuole salire sul palco a darmi una mano, a farmi da spalla? E io chiaramente ero nascosto, non potevo, ma sarei salito primo per menarlo e per fargli vedere come si recita anche in italiano, come fece Tommaso Salvini nel Novecento, che poi diede il via all'ABC del dizionario dell'attore, che poi Stanislaschi, vedendolo recitare Tommaso Salvini a Broadway, scrisse il dizionario dell'attore. Ecco perché Al Pacino è uno dei più grandi attori che oggi la storia ci lascia. Ha 85 anni. Esatto. Ho sintetizzato, perché poi in realtà lui aveva al suo fianco una ragazza molto più giovane, avrà avuto 30 anni in meno rispetto a lui, una ragazzina stragnocca, si può dire? Vabbè, ok, non si può dire che era una bellissima ragazza? E quindi lui ha capito che io la fissavo, e mica potevo fissare lui che è alto 1,50 m. Guardavo lei e lui mi fa: ti piace la guagliona? Proprio così mi ha detto. Sono svenuto. Diciamo che non molti hanno l'onore di essersi sentiti rivolgere: ti piace guaglione? Allora, grande Vincent. A dopo. Allora, dove eravamo rimasti? Sui genetriaco di Al. 9 nomination, un solo Oscar. Tra l'altro forse uno dei film più brutti che lui ha, un film brutto dove lui secondo me non ha recitato alla grande, era il remake americano di un celebre film italiano con Vittorio Gassman, talmente brutto che non mi ricordo nemmeno il titolo, perché Al Pacino per fortuna ci ha regalato veramente perle, a parte Il Padrino, forse sì, sicuramente più famosa, ma io anche Serpico, anche Americani con Jack Lemmon, anche lì Al Pacino ha avuto una nomination. Terribile, cattivissimo, e poi tanti altri, soprattutto L'Avvocato del Diavolo che devo ancora vedere, eccetera. Il Riccardo III, Un uomo un re, io non
sono sempre antipatici quelli che non potete perdere, però non potete. Se vi piace il cinema, ecco Vincent, Riccardo III, Un uomo e un re è qualcosa, se avete un po' di passione per il cinema, guardatevelo. Io ce l'ho in videocassetta, ce l'ho in DVD, ce l'ho in Riccardo III, formato perché ce ne sono tantissimi, ma tu parli proprio del di documentario quello del sì, quello che ha girato Al sì, infa Pacino. che si chiama appunto Riccardo III, Un uomo e un Esatto, re, Un perché uomo e un re. lui mette nel film, fa vedere, la compagnia teatrale che mette in Esatto, scena. con dei nomi incredibili, Sì, dei sì, sì. nomi veramente. Vabbè, io studiavo acting e quindi quella era la mia farina. Allora, andiamo a concludere perché tra poco vi offriamo qui Parlamento, i genetriaci. C'è un altro nome del cinema, il regista francese Bernard Tavernier, il suo Round Midnight, a mezzanotte circa, su un famoso jazzista, è un film che colpisce. Simone, onoriamolo, visto che è stato forse uno dei primissimi giornalisti a schierarsi, perché tu non hai fatto in tempo a vedere, c'era un'epoca in cui i giornalisti sportivi ha sdoganato tutto un po', Aldo Biscardi, perché fino agli anni '80 i giornalisti si pregiavano e si fregiavano di non manifestare le loro preferenze in nome della equidistanza, eccetera. Uno dei primi a sdoganare il proprio tifo fu, scomparso recentemente, Elio Corno. Non so se se hai avuto occasione. Devo dire anche che era proprio un interista vero, che quando l'Inter non andava bene, mamma mia, cioè, non c'era, il primo juventino che parlava male dell'Inter gli stava dietro 10 chilometri, come parlava male lui dell'Inter, distruggeva tutto, tutti i giocatori, allenatori, presidenti. E poi abbiamo uno dei più grandi giocatori, tre volte pallone d'oro, ha segnato un'epoca, è considerato uno dei più grandi. Ci sono Maradona, Pelé e poi di solito si nomina Cruyff. Ieri lo dicevo proprio a Vincent, chi? Perché già all'epoca c'è tutto un giro di pronunce. Cruyff, Cruyff, chi è l'inglese, chi è la francese, insomma, resta il fatto che è stato un grandissimo giocatore. E una delle sue frasi, poi ha allenato col Barcellona, una delle sue frasi: non ho mai visto un sacco di soldi battere un rigore, quando si parlava dei. E allora, tu sei proprio interista milanese, ed è un aneddoto sul Milan. Allora, Paron Rocco manda Cesare Maldini, finale Coppa dei Campioni, credo fosse 69, Milan-Ajax, manda Cesare Salvini e Cesare Maldini come osservatore a vedere gli allenamenti dell'Ajax. Cesare Maldini torna, fa vedere tutti gli schemi e poi gli fa vedere, tanto anche Cesare Maldini era tristino, quindi era proprio, gli fa vedere i movimenti di Cruyff, no? E Rocco gli fa: cosa sei quelle frecce? Se tu andavi a vedere un film con gli indiani. Ragazzi, gente così, secondo me per un Rocco c'è Carlo Gentilini. Ciao Mona, cosa ti ha detto là sempre te legare con i cigani eccetera, cosa ti hanno fatto di male? Ma va. Grandissimi. Va bene, chiudiamo con un'attrice che ha avuto addirittura 4 nomination, ha vinto 2 Oscar. Renée Zellweger, Bridget Jones, si può dire biondazza, dai, beh, bella insomma. A me piace che come recita. Ci fermiamo per farvi sentirle Romeo, il segretario della Lega Lombarda e il presidente dei senatori leghisti, Palazzo Madama, e soprattutto per molti anni voce storica della Fu Radio Padania. Prego. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Ci siamo e ci rimaniamo. Le partecipate pubbliche in Italia anno 2022 aumentano le partecipate pubbliche dei servizi più 1,5%, diminuisce il numero di addetti 5,3%. Togliamo e andiamo, che è il momento dei sondaggetti. Questo è il sondaggio SVG. Fratelli d'Italia 30, Partito Democratico 21,8, 5 Stelle 12,3, Forza Italia e Lega 8,9 appaiate, Alleanza Verdi e Sinistra 6,4. Poi abbiamo sull'immigrazione. Questo lunedì parliamo della percezione di sicurezza e la percezione di pericolo che hanno nei confronti delle nazionalità diverse che si trovano in Italia, di chi hanno più paura gli italiani. E adesso segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Poi ricordatevi, siccome a me non piace parlare di quello che non so, vi ho parlato delle ottave, no? Facendo un po', anche qua dicono lo sborone, però mi sono accorto che tecnicamente non so dirvelo, posso solo dirvi 2 ottave Mina, 3 e la Fitzgerald. Scusate se poco, l'ho stato a vedere e dopo vi leggo. Il Segui la Lega invece
ci dice che potete andare sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Mi raccomando, segui la Lega prima che la Lega seguisca a te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Potete fare una miriade di cose. Intanto firmare difendiamo chi difende gli italiani, sempre allo fianco per la nostra sicurezza. Queste firme aiutano anche, sostengono anche, danno più peso alle proposte leghiste nel DDL sicurezza. Il calendario delle feste, e c'è il 25 aprile a San Marco, il Panicola Fartaia, mi raccomando, risi e bisi, come ci ricordava la nostra ascoltatrice ieri. E poi andiamo a vedere il modo per iscrivervi alla Lega. Molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io personalmente per esperienza diretta raccomando ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Poi il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, non vi costa nulla, sono soldi dello Stato, però noi possiamo dirgli almeno quello, possiamo dirgli dove spenderli. E poiché questo è un redazionale della Lega, noi con la gioia del cuore vi indichiamo il D43 da mettere nel vostro 2 per 1000. D di Domodossola, 4 come il voto in matematica, 3 invece è il numero perfetto. E infine gli appuntamenti con loro, gli eroi della Lega, i politici della Lega. Qui vi segnaliamo, ma per martedì, quindi martedì 29 aprile, la rubrica Economia, l'emittente Sky TG24, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive e anche sindaco di Arona. Allora, vi volevo leggere l'ottava in musica è l'intervallo tra due suoni, in cui il suono più alto, quello acuto, ha una frequenza doppia rispetto al suono più basso, grave. Pensate che c'è, il nome non me lo ricordo, c'è un cantante che ha 10 ottave e ci diceva che con l'età è aumentata ancora l'intensità e arriva a dei toni che ha delle frequenze che possono essere udibili solo dagli elefanti. Questo intervallo è considerato particolarmente consonante e facilmente riconoscibile. La voce umana può produrre un'ampia gamma di suoni che può essere suddivisa in diverse ottave. Sono le 12 in punto e allora passiamo la parola a un intervallo musicale e poi oltre Movie Time. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Vedi, questi giovani che fanno radio, che capiscono di radio, mi rimproverano sempre perché io ho le sigle lunghe. Mi ha sottolineato Simone che questa è una sigla da 5 secondi, tu Pellegrini le fai da quasi 2 minuti. Allora ne faccio una io di sigla. Va ora Ecco. in onda pellicola. In ginocchio. Voi siete nati per essere governati. Alla fine vi inginocchierete sempre. È questione di ore. La moralità sta per tornare al governo. Questo governo ha deluso, adesso tocca a noi. Oggigiornamente e tra l'altramente mi è stato chiesto se vengo eletto cosa si può fare per le buche nelle strade. Ecco. Cazzo. Ci ho pensato anche ieri, mi sono svegliato come tutti i pomeriggi, stanco. Ho pensato cosa si può fare per le buche delle strade e sono arrivato sudato a una conclusione. Evitatele! Allora, Scusa, fammi Vai. ricordare, l'avete visto tutti, ma ogni tanto se avete periodo, andate a vedere di Antonio Albanese la scena del il mio motorino. Grande. Di quando glielo rubano, tu dici? Sì, sì, Ma sì. Alex Giastico. In quanto tale. Sì, grandissimo. No, non era casuale. Lui, tra l'altro, è originariamente un attore drammatico. Sì, lui viene dalla Io Paolo ho visto- Grassi. Ho visto proprio anche delle immagini di vecchie opere, di vecchia, di quando era molto giovane, e lui era proprio un attore drammatico. Sì, un attore drammatico, uno di quelli che a me piacciono tantissimo perché quando recita veramente. No, non è casuale questo jingle che abbiamo sentito, perché oggi Milano, che è si è svuotata dai lavoratori, tranne noi che siamo qua in diretta, ma si è popolata di quasi 100.000 persone perché c'è un corteo che sta per partire e quindi ho dovuto fare zig-zag. No, qua a menarci non viene nessuno. Queste... Mm. Ecco, scusate, qualche anno fa ci fu un corteo che passava per via Bellerio per l'immigrazione dei centri sociali e qua praticamente scusate per la brutta parola, feci fatica e di solito evito. Ho fatto fatica a entrare perché c'era un cordone veramente di polizia e carabinieri perché avevano minacciato di venire, a dire la verità, non per la radio, ma eravamo nell'altra sede che ti ricordi, c'era la sede della Lega, pensavo, no? siccome però noi era dentro l'edificio della Lega e quindi quando ho detto vengono qua a menarci era una battuta che si ricordava però di qualche fatto. Ma in effetti, siccome sono previste 100.000 persone per il corteo che poi andrà, credo, in centro, venendo con lo scooter ho detto mi sono imbattuto in un comizio, ecco, e quello era il file rubato ad un comizio e mi ha convinto. Oggi una puntata molto sobria. Scusate che Oggi deve essere sobria, come appunto da ditta del governo. Pelle. E noi ascoltiamo il ministro. Allora, intanto fate i compiti. Simone, che qua la parte tecnica che saluto, può testimoniare. Il maestro Pelle, il professor Pelle mi ha dato i compiti da fare. Io sono venuto qua munito di appunti perché questo è una puntata molto particolare. Parliamo di film, diciamo, contro le dittature, chiamiamole così. Sì, per la libertà, perché poi mi è venuto in mente un fatto, no? Ehm, perché la libertà, la festa della liberazione da anni ormai è percepita come festa di partito e anche in termini ricattatori. Ma dico, perché dobbiamo lasciargliela a un partito, a una forza politica, a prescindere di quale sia questa forza politica? In effetti è stato un momento in cui ricordiamoci che i partigiani non erano solo comunisti. Partigiani erano anche bianchi, cioè democristiani, quelli che poi diventano democristiani e liberali. Quindi i partigiani non era solo roba loro. Poi c'erano i partigiani socialisti. E quindi questi partigiani si sono messi insieme agli alleati per cacciare
i nazifascisti. Io penso che si stia meglio, che sia andata meglio così, perché c'erano i partigiani che volevano stare invece con i russi, perché anche i russi mi sembra avessero partecipato. Allora, io credo che se avessero vinto i partigiani che stavano con i russi, o se avessero vinto i nazifascisti, io credo che sarei cresciuto in un paese molto peggiore, secondo me. Non so se sei convinto anche tu. Guarda, In un paese nazifascista, un paese sovietico, io mi tengo tutta la vita, per quanto io sia, non mi sento italiano, perché non posso esserlo per origine, per da dove provengo, mi tengo l'Italia così com'è, mi tengo l'Occidente. È più conveniente, secondo me. Quindi è anche un po' la festa, per me può essere una festa anche mia, perché no, no, ma come cittadino. allora, mi viene in mente il discorso che la cultura, il cinema, il teatro, la musica è identificata con la sinistra, cioè appartiene a loro. Non è vero, non è così. No, beh, questo... È la stessa cosa, lo stesso concetto. Allora, caro Infatti professor... John Milius, che è un regista la cui bravura è stata riconosciuta anche da critici diciamo di sinistra, uno che scrive Apocalypse Now insieme a Francis Ford Coppola, ragazzi, è tanta infatti roba. ebbe una candidatura, Sì. ha girato questo Alba Rossa di cui parlavo prima. Parleremo dopo, Sì. perché è nella nostra speciale classifica che il professor Pelle ha stilato in questa puntata sobria. Io direi di iniziare con fragola e cioccolato, Pelle, perché io ho tirato giù degli appunti, ho cercato di trovare delle curiosità, no? Mm-hmm. Siamo nell'Havana, 1979, ed è la storia di due il film è del omosessuali. 1993. Sì, però sì, certo. Però voglio dire, è la storia di questo signore Davide, questo ragazzo che è deluso e infastidito dell'omosessualità, incontra Diego, l'altro protagonista, un intellettuale gay, e da lì lo introduce in questa cultura, diciamo, proibita. Allora, io mi ricordo, sono andato al cinema a vederlo, allora... In italiano, perché la clip del film in italiano non esiste. Ah, non esiste. Non esiste. Ed era stato candidato, penso che era stato candidato all'Oscar per Cuba. Allora, io a me piace essere onesto, ma per un motivo molto semplice, perché non mi riesce essere altro. A me i falsi, gli ipocriti, i farabuti non dispiacciono se sanno fare il loro mestiere. Io non riuscendovi, per esempio, io sono monogamo, no? Ma non è che la monogamia sia un premio. Sono monogamo perché se avessi provato a non esserlo avrei fatto la figura del pirla. E allora vi dico la verità, ho usato questo film perché giusto anche che si sappia che con un regime comunista gli omosessuali erano perseguitati, perché sembra che che gli omofobi siano solo a destra, e invece non è vero un cazzo. E chiedo scusa per la frase, non è vero. Però io sono onesto, questo film è riuscito perché questa non è una come dire, una lettura mia personale, è poesia, è pura poesia, un film che esprime una dolcezza, una poesia e anche una malinconia, una tristezza enorme, quindi è un capolavoro poetico e poi funziona anche come denuncia, assolutamente. Volevo dire questo giusto ma per... infatti Io sono un paresiarca, ecco. Infatti quando 25 anni fa, questa è una curiosità, quando il cast fu ricevuto da Fidel Castro, tenne a dirgli al cast che era finalmente caduto un tabù che grazie a questa pellicola dice che avremmo sentito parlare a lungo, perché finalmente ora la devono far finita con le accuse che Cuba perseguita gli omosessuali. Parole di Fidel Castro. Guarda, il regime castrista ha fatto veramente cose enormi in negativo, terribili. Mi ricordo che ho intervistato il professor Caragliello, che era un perseguitato, un dissidente cubano, tremava quando sentiva il nome di Castro o di Che Guevara perché ha subito torture, eccetera. Però dobbiamo anche dare la misura. Cioè, Castro è una figura del Novecento enorme. Cioè, guarda, io questa non mi era sfuggita, cioè non mi era sfuggita, me l'hai fatta ricordare, grazie. Guarda che ha rovesciato la frittata. Cioè, non bisogna essere... aveva il pelo sullo stomaco, anche perché io ricordo che avevo degli amici che venivano da Cuba e mi raccontavano cose non belle di quella dittatura. Cioè, della serie, questo si svegliava, questo è Fidel Castro, si svegliava la mattina e diceva: tiriamo giù la corrente elettrica
da quel quartiere e li lasciava lì per 2 giorni senza Sì, luce, senza... sia chiaro che nell'Argentina fascista del generale Videla non è che si vivesse bene, cioè, per questo oggi io volevo con questi film contro tutte le dittature, quindi per la libertà contro tutte le dittature, quelle di destra come quelle di sinistra. Allora, vogliamo ascoltarci questa clip che è in spagnolo, ma comunque si capisce abbastanza chiaramente, no? Mi non ho problemi, sa tu? Però traduci in italiano perché qua... Dai Simo, facciamolo ascoltare. ¿Y a ti qué te pasa? Estaba en Coperia tomándome un helado, cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo, un maricocho. No pude resistir la tentación. Mira, había chocolate y pidió fresa. Terminó invitándome a la casa. ¿A su casa? Oye, sé lo que quería era otra cosa. Creo en la amistad, creo que podemos ser amigos. Yo también. En la mitad. Lo otro es otra cosa. Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Si no, no sería esto una revolución. ¿Quiere decir que en el comunismo donde los maricones vamos a ser felices? Sí, los homosexuales y los que no lo son. Allora, Simone lo spagnolo lo capisce perché evidentemente l'ha studiato. Sì, infatti io perché conoscendo la lingua veneta e che è molto cugina di quella spagnola castigliana, l'ho capito. Maricones è un termine che ritorna più volte, che vuol dire proprio omosessuale. Sì, ma infatti prima un po' come Busone e Bolognes. Nel fuori onda prima ho parlato in calabrese e mi ha detto smettila di parlare in spagnolo. Allora, Vincent, qual è la prossima? La prossima è un film incredibile che il professor Pella ha voluto mettere in questa classifica e io sono contentissimo. Se io vi dico io ti spiezzo in due, che cosa vi viene in mente? Guerra tra americani e russi. Attraverso che cosa? Il pugilato. E quindi parliamo di Rocky 4, che è ambientato durante il periodo della guerra fredda, no? Tra America e Russia, esisteva ancora, no? In quei tempi. Quindi nell'85. Sì, esatto. Qui c'era Apollo Creed che... Per dare un segno, ti interrompo bruscamente, ma per dare un segno, perché Vincent ho capito che questo film lo ha, insomma, nel cuore. Anche se non è un capolavoro, però un film. No. Posso ricordare questo che mi impressionò. Cinema Teatro Verdi a Pordenone. Sì. Era non so se fosse l'86 arrivato, se fosse l'85, comunque per dire il segno dei tempi, il segno del Times. Simone che non era neanche nato, Simone pensa che c'era una coda fuori dal cinema, c'era la coda per andare a fare il biglietto per andare a vedere questo film. Ma una coda di 50-60 persone fuori dal cinema, che era il principale cinema di Pordenone, quindi aveva una sala d'aspetto piuttosto grande. Che bello vedere le sale piene così. Parliamo di Rocky 4, cioè io sono legatissimo alla storia di Sylvester Stallone, oltre che essere italo-americano. Che è pugliese di Gioia del Colle, che gli hanno dato la cittadinanza recentemente. Simo, tu di dove sei? Foggia. Allora, stavamo parlando appunto di Rocky 4 che vede poi fondamentalmente Rocky incavolarsi perché Apollo muore a causa di Ivan Drago, questo, tra virgolette, russo enorme, 4 metri di carne umana, che sul ring spacca tutto, mena pure l'arbitro, e così lui decide di vendicarsi e va sul ring e poi, vabbè, è inutile che vi svelo il finale, riguardatevi il film se non l'avete visto, o se l'avete visto riguardatevelo, che è sempre un bel vedere. Diciamo che il motto di questo film era: il comunismo non vincerà. Sei d'accordo, Pelle?
Sì, però ti leggo il Mereghetti. Rocky col tronco sulle spalle che corre nella neve contro il biondo sovietico super tecnologizzato e imbottito di vitamine, decisamente farsesco. Mereghetti non Dai, ha pietà. Paolo, non me lo tirare giù così sto film, dai. Nel mito della comicità la battuta ti spiezzo, pronunciata. Infatti, io, che nonostante la mia origine è sempre stato un po', diciamo, finetto nel cinema, no? Un po'. Mi ricordo che mi veniva da ridere proprio, e per chi amava il cinema cioè, per prendere per il Ma culo era Rocky, poesia, dai. il ti spiezzo. Ma era poesia, come quando in Rocky 1 lui rincorreva le galline per allenarsi, dai. È poesia cinematografica. Io ti dico, la bellezza è questo, e anche la bellezza del cinema. Io disprezzavo anche il primo Rocky è non dico un capolavoro, ma un gran bel film. Rambo, no? A me è piaciuto tantissimo. Io invece l'ho rivisto 10 anni fa con occhi diversi, perché Qui Corvo Grigio, qui Corvo. quelli che fanno tanto i sostenuti, come faccio anch'io, certe volte Cioè sostenuti nel senso con la puzza sotto il naso? Esatto, come succede a me nel cinema, ma allora, succede tuttora. Allora sei un comunista. No, succede che mentono anche se stessi, no? E quindi certe cose che per pregiudizio non ti devono. L'ho visto, sono tornato a vederlo 10 anni fa, mi è piaciuto tantissimo Rocky, quando vuoi la fuga con la moto e lo sceriffo, eccetera, mi è piaciuto tantissimo, perché anche quello sarebbe stato quasi, perché anche quello è un film anarchico, secondo me. Intanto anche se tutti l'hanno fatto Rambo, non Rocky, Rambo. È un film, anche se tutti hanno pensato che Rambo fosse un eroe di destra, è un film anarchico, perché il sindaco che gli vuole fare la barba a secchio, che c'era con lui, è un sindaco fascista di destra, non è un sindaco comunista. Allora, invece, per parlare di Rocky 4, proprio perché tu parlavi che con il tronco d'albero sulla neve, in realtà Mereghetti. Sì, va bene, non è ambientato in Russia il film, ma è stato girato nel Wyoming del Nord America, proprio perché ricordava un po' quelle terre desolate che ci sono in Russia. Scusami, facciamo un passo indietro perché mi era sfuggito. Fragola e cioccolato sono i gusti di gelato preferiti rispettivamente dai gay o dalle donne e dagli uomini veri. Questo per spiegare il titolo del fresa e cioccolate, quindi anche in spagnolo. E la cosa che me la ricordo questo perché a me piace il gelato, sia il gusto fragola, piace il gusto cioccolato, piace il gusto limone. Mi hanno detto gli intenditori che per capire se un gelato è buono bisogna prendere il gusto pistacchio. No, vabbè, non posso dirla questa, siamo in diretta. A proposito dei gusti di gelato, no? Se no arrivano i messaggi, mi aspettano fuori veramente. No, allora no, invece questo film di Rocky 4 in realtà, pensate, ha incassato $300 milioni ed è il film che ha incassato di più di tutti quelli che ha fatto. Per la parte di Ivan Drago vennero, pensate un po', provinate più di 8.000 persone, poi fu scelto appunto Dolph Lundgren per questo ruolo. Sono diventato molto amici lui. Sì, infatti Stallone gli disse ascolta, va bene, sei perfetto per la parte, però devi mettere su 20 kg in più, proprio perché così diventa ancora più spaventosamente russo. Che recentemente Lundgren ha avuto un tumore e gli ha dato una mano, un grosso aiuto proprio Sylvester Stallone. Tra le altre cose ci sono una serie di film, I Mercenari, 1, 2, 3, adesso uscirà il quarto dove c'è anche protagonista Ivan Drago, non Ivan Drago, ma fa la parte del mercenario. C'è quella scena dei mercenari quando si incontrano Sylvester Stallone e Harrison Ford. Sì. E Harrison Ford la battuta. Finalmente ci conosciamo. Grande. Indiana Jones dalla parte, Rambo da Rocky. Un cast con Jason Statham, tra altre cose, protagonista. Cioè proprio un film a ranza, che fu Statham, se non sbaglio, nella squadra olimpica di tuffi del Regno Unito, dell'Inghilterra. Pensate che Sylvester Stallone voleva talmente un grande realismo quando era sul ring per girare le scene, che ad un certo punto chiese proprio a Ivan Drago: colpiscimi veramente, ma colpiscimi forte, cioè stiamo sul ring. Gliela date di santa ragione. Non è la verità. Gliene ha date talmente tante che la notte Sylvester Stallone è stato male, l'hanno portato al pronto soccorso perché gli si stava fermando il cuore, cioè gli si era ingrossato perché ha colpito lo sterno
e di notte gli si è gonfiato il cuore. È stato una settimana ricoverato in ospedale per le mazzate che ha preso da Ivan Drago. Comunicazione di servizio per Simone. Allora facciamo così, dobbiamo fermarci alle 12:30, no? Metti, se lo trovi, dovresti trovarlo, la canzone di Jess Brown, Living in America, che a parte il fatto che a me piace tantissimo la canzone, è bellissima. E infatti ho una curiosità proprio su James Brown, che grazie a quel film tornò nella top 40 con il singolo Living in America. C'è anche un'altra curiosità. Nel film, tu che te lo ricordi bene... non l'ho visto io, Rocky 4. Non l'hai visto? Però ti ricordi di... Sì, tutti gli anteprima, le scene, sì. Beh, comunque sai cosa? Se ti dico Brigitte Nielsen, te la ricordi? Io mi ricordo... Faceva parte del cast del film, che era la moglie di Sylvester Stallone. Di Sylvester Stallone, che l'ha voluto nella sceneggiatura, che io nel mi film ricordo, era la moglie di Ivan Drago. Visto che qua siamo calzofili anche, no? Ma avvocato, è vero che la Juve sta per vendere Vieri? Vieri è come la moglie di Sylvester Stallone, come Brigitte Nielsen, è intoccabile. Il giorno dopo gliel'ha venduto. È vero. Allora, Lucianone Moggi gliel'ha venduto a una barca di soldi inaudita. Chiudiamo con l'ultima curiosità e poi andiamo in pubblicità e ci ascoltiamo Living in America. Si dice che prima dove si trova la Juve, qual è il ritrovo dove si allenano? Vinovo. Perché c'era un altro, si dice, ha scritto qualche giornalista, che amava andare a vedere gli allenamenti o trovare la squadra, Gianni Agnelli, ma che prima di andare telefonasse per sapere se c'era Luciano Moggi, perché voleva evitare di incrociarlo. Allora, l'ultima curiosità, Pelle, era la famosa frase con cui abbiamo aperto, nell'adattamento italiano della famosissima frase pronunciata da Ivan Drago all'inizio del match, era I must break you, devo spezzarti. Fu ritradotta in italiano in io ti spiezzo in due, che poi è diventato veramente una frase che gli ha dato un successo della Madonna, ancora oggi, no? Sì, perché fa ridere. Lui un po' meno, però sul ring. Sì. No, comunque una cosa, l'ho messo da parte per rivederlo, è da mesi che voglio rivedermelo, quindi cosa facciamo? Facciamo in tempo a parlare un film che a te interessa? Io credo che Simone ci spiezzi in due se non manda la pubblicità o il blocco. No, dobbiamo mandare, sono le 27, alle 30. Sono le 27, ok, boh. Essi vivono, dai, parliamo di Essi vivono, un film di John Essi Carpenter. Vivono, quindi saltiamo Lenin. No, quello lo prendiamo dopo. Siccome dopo? Tu quel film lì lo conosci, lo conosciamo in pochissimi. Mi ricordo quando sono andato a vederlo al cinema, eravamo in 4. Eppure era un film di Carpenter con Roddy Piper, che è un ex wrestler, che anche lui è morto abbastanza giovane, e appunto la vicenda parla di un pianeta, immagina la pianeta Terra dominata dagli alieni che hanno degli aspetti dei rettili, ma che riescono attraverso meccanismi subliminali a ingannare le persone, assumendone anche alcune, perché ci sono dei terrestri che si sono venduti. Anche questo film mi insegna molto. C'è una delle, se vi interessa, visto che ti piace tanto Rocky, in questo film c'è una delle scene, io una volta ho letto che era la scena più lunga, la scazzottata più lunga della storia del cinema. 5 minuti e 20, se non mi sbaglio. E secondo me ci sono voluti 3 giorni per girare quella scena. Sì. E poi ti dirò un'altra cosa, il ruolo di Nada pensa che era stato scritto su Kurt Russell, perché John Carpenter voleva che lo interpretasse lui. Che era il suo feticcio. Sì, il suo feticcio, esatto. Beh, insomma, che ritroveremo invece Kurt Russell, Jena Plisken, la troviamo nella seconda parte di questo speciale. Ma infatti i 2 film di Carpenter l'abbiamo lasciati praticamente alla fine della puntata, vabbè, l'abbiamo anticipato. Questo l'ho anticipato, chiedo scusa. No, niente, ma avendo poco tempo, è un film sul quale si può dire molto, è un film che... Allora, chi l'ha visto lo ama moltissimo, questo
siamo in pochi a averlo visto, ma, No. ma noi pochi lo amiamo moltissimo, anche perché non è un film sofisticato. Appunto c'è la scena della scherzottata, poi Carpenter è un mestierante di talento, quindi sa come si mette insieme un... Ci sono alcune curiosità Pelle legate a questo film, che intanto era un film che è costato $4 milioni, quindi pochissimo, e talmente era povero, diciamo, la produzione, che Carpenter ha voluto riciclare addirittura gli occhiali scuri, gli occhiali scuri che aveva utilizzato in Grosso Guai a Chinatown. Perché in questo film se qualcuno ha voglia non spoilerò niente, cioè, si vedono degli scatoloni con gli occhiali. Esatto. Questa l'avevo ma non pensavo fosse vera. È vero, è vero. E poi un'altra cosa che ti piacerà sicuramente: Essi vivono è tratto da la sceneggiatura viene tratta da una versione a fumetti degli anni 80, credo, dove appunto John Carpenter si è ispirato per la sceneggiatura, e dice che gli elementi politici, la reazione contro l'amministrazione Reagan e la cultura yuppie furono aggiunti proprio dal regista Carpenter. Sempre il regista dichiara nel 2013: mi piaceva che mostrasse il dito medio a Reagan quando nessuno aveva il coraggio di farlo. Questo era il suo concetto del film. E allora sai cosa facciamo? Adesso andiamo a sentire James Brown e poi allora restiamo in tema, e un film che hai scelto tu, parliamo della classe operaia va in paradiso. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Raccontavo proprio a Vincent, sempre a radio, in simultanea con Radio Libertà, a Simone e a Vincent, che James Brown venne in concerto a Pordenone, al Parco Galvani, proprio l'estate prima di questo grandissimo successo. Fu un periodo in cui tutti i vecchi elefanti venivano a Pordenone e poi si rilanciarono tutti. Era un momento molto down di Vasco Rossi, rilanciato, Joan Baez, rilanciata, e mi ricordo Joe Cocker, che poi scrisse il famoso brano cantò il famoso brano 9 settimane e mezzo, e insomma, passavano per Parco Galvani, dove adesso c'è il Palazzo del Fumetto, ed era un toccasana. Hai omesso però di dire che è passato di là un altro grande artista oggi della scena musicale italiana. Vasco Rossi. Detto. Era anche no, me l'hai detto nel fuori onda. Sì, ma però no, comunque abbiamo scoperto che comunque Pordenone ha ospitato James Brown, Joe Cocker, Vasco Rossi e poi altri ancora che adesso non mi ricordo. Ma allora restiamo, scusami, ti ho portato fuori dal tema. No, siamo in tema, perché tu facevi l'operaio a Pordenone? Sì. E allora parliamo la classe operaia che va in paradiso, perché il film... E allora lascia che ti dica una cosa, Okay. a parte questi film italiani qua mi stanno sul cazzo, anche se sono ottimi film. Anche a me. Ascoltate una cosa. Anche a me. Ascoltate una cosa. Anche agli attori italiani. Ascoltate una cosa. Quando fai l'operaio, tu il paradiso puoi scordartelo. Quando entri in fabbrica, tu il paradiso te lo scordi, non c'entrerai mai più. Ma Jean-Marie Volonté, che era il protagonista di questo film, invece la pensava diversamente da te. Chiaramente non andava in paradiso, ma era uno stacanovista, cioè uno di quello che aveva bisogno di lavorare per 4 lire in più e lavorava dalla mattina alla sera, tant'è che i padroni, proprietari dell'azienda, siamo in Lombardia, dove lavorava, la regia di Elio Petri, con co-protagonista anche la grandissima Mariangela Melato. Lui era talmente stacanovista che era un cattivo esempio per i suoi colleghi, perché dicevano: ma guarda questo qua che si spacca la schiena dalla mattina alla sera, il padrone dell'azienda pretende anche da noi dipendenti che facciamo straordinari come lui, e noi non lo vogliamo fare. E da lì poi nasce tutto il succo del film, fin quando lui, il protagonista, appunto Jean-Marie Volonté, che fu candidato il film per la Palma d'Oro a Cannes nel 72, un bellissimo anno che per quanto mi riguarda un bel film del 1971. Sì, lo so, però... E il Maraghetti dice che in questo film è accompagnato da una delle più belle colonne sonore di Ennio Morricone. Bravissimo, e qui c'è un piccolo cameo di un operaio nei titoli di coda con un berretto, che è Ennio Morricone che trascina un carrello, ed è proprio Ennio Morricone. La curiosità, un'altra di questo film, è che sono tutti attori che parlano in romanesco e poi sono stati ridoppiati con l'accento settentrionale. Mandiamo un contributo dalla regia. Posso prendere la parola? Posso? No, perché se non posso io la parola non la prendo, la lascio lì, tanto cultura zero. Signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma io non lo so. Contadini, manuali, muratori, poliziotti, morti di fame, ragionieri, uccelli, autisti, braccianti, cotimisti. Ciao Lulu! Mi sembrate operai piccoli? Dov'è che ero? Ah sì, il problema è uno solo. Non c'è nemmeno il tempo per fare i propri bisogni. Non c'è nemmeno il tempo libero. Perché se non è tempo libero è tempo occupato. Se uno non sta fuori, sta dentro. Una sera mal di testa, una sera mal di schiena. Tutte scuse. Sono 3 mesi che prendo la pillola per niente, sono stufa, capito? Cosa cerco le scuse io? Devi stare molto attenta con Lulu, molto attenta, anche se Lulu non è più quello Cessi di 10 anni fa, perché adesso è stanco. Dov'è che? Ah sì, lo studente, lì fuori, ha detto che noi siamo come le macchine, capito? E io sono una macchina, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa! Allora, chiudiamo, perché io credo che la prossima volta se ci sarà una prossima volta dovremmo prepararla di 4 ore.
c'era Salvo Randone, ti sei bravo, dimenticato, mi che sono dimenticato, secondo me è uno degli attori. Pensavo non lo conoscessi. Io l'ho visto solo io a casa, una pila di DVD di opere teatrali, soprattutto Pirandello. È impressionante, a 82 anni, cieco, entra in scena in Pensaci Giacomino, e tu vedendolo per televisione, anche se è teatro, no? Non sei però là, e te senti l'odore del legno, senti tutto, un carisma che era molto era molto amico di Vittorio Gasman, se non sbaglio. Insomma, c'era un bel cast però in questo film. Sì, beh, hai fatto no, come avevi giustamente ricordato la grande Mariangela Melato. E c'era anche appunto Salvo Randone. Adesso, Pelle, io lì il titolo non riesco a pronunciarlo perché mi hai già bacchettato. Porzus. Sì, Porzus, questo film che no, rievoca... perché l'ascoltatore che te l'ha consigliato, che salutiamo, Marco. sì, ma io non volevo. Salutiamo Marco perché è un grande, ma questo ti ha scritto Porzius, come se fosse, ma Porzius è un nome latino. Invece questo è un nome friulano. Devo anche fare ammenda perché avevo parlato delle foibe. No, è uno scontro tra partigiani dove sì. morì il fratello di Pierpaolo Pasolini. Pensa te. Ecco, questo come curiosità non la sapevo. E in ogni caso siamo appunto nell'eccidio di Porzus. Siamo nel 1945. Posso anche dirti una cosa? Comunisti. Probabilmente se andiamo in Friuli sentirei anche là 10 pronunce diverse. Oh madonna, certo che avete un dialetto strano, E no, vabbè, molto sintetizziamo perché il tempo stringe. Qua troviamo partigiani comunisti che massacrarono 22 membri della brigata Osoppo. Questo è il succo del discorso. Abbiamo una bella clip da far sentire. Ricordiamo Renzo Martinelli, il regista, poi c'è, devo dire, anche un cast che francamente io non mi ricordo, a parte Giulia Boschi perché era bellissima, gli altri mi sembra, francamente non me li ricordo proprio. Forse Massimo Bonetti è uno che, ma vabbè, no, c'era anche Gastone Moschini e Gabriele Ferzetti che credo siano stati messi lì proprio per gettone, per far figura. Sentiamo allora il contributo della regia di Porzus. Ma che sceltero quelli curvati? Prima di venire giustiziati, vennero interrogati sommariamente e confermarono di essere mercenari pagati bene. Firmato Geco. Tea. Ma che pure la forza? Dai, entra. Ma che è sta faccia tristi? Ma che vedete che ci ammazzano davvero? È uno scherzo, stanno a fa apposta, ma che non lo sapete? Spaccossi. Ma che no? E diglielo. Dai, Spaccossi. Inizia te. Ma Geco, l'hai spaventato abbastanza. Torniamo all'accampamento. Allora, ma che è sta storia, no? Geco, e finiamola con sto gioco, così andiamo al campo. Allora, sono delle scene abbastanza crude, Credo che il trailer sia l'unica parte riuscita di questo film. Mi sono dimenticato di un attore molto importante in realtà, Gianni Cavina. Me lo sono dimenticato perché a me è sempre stato antipaticissimo, però con gli anni impari ed è non so se sia ancora vivo, è un grande attore. È un grande attore. Io me ne sono accorto. Il film è dell'86, ma il film io l'ho visto tanti anni dopo, Regalo di Natale dei Pupi Avati, e c'è un Cavina che ho capito anche che mi stava antipatico, perché gli ero sempre fatto fare parti da odioso, da antipatico, ed è bravissimo a reggere quella parte lì, come quell'attore austriaco
di Bastardi senza gloria, quello che fa la parte sì, uno ha vinto 2 Oscar. Sì, ha vinto 2 Oscar. Guarda che bisogna essere bravi a fare gli odiosi antipatici, anche perché io l'ho visto un'intervista a questo attore tedesco austriaco, quello che ha vinto. Mi sfugge il nome adesso, Schulz, mi sfugge il nome, comunque era protagonista anche in Django, Sì. Sì, di Tarantino, esatto, sempre di Tarantino. Io ho visto l'intervista e simpatico. Christopher Waltz, Waltz, proprio tedesco. Sì, non so la pronuncia. Comunque ho visto l'intervista, è di una simpatia unica. Si parla 7 lingue. Sì, ma proprio è affabile, non se la tira, 2 Oscar, è simpaticissimo. Andiamo avanti allora, qual è il prossimo? Il prossimo film è un film che il professor Pelle ha voluto mettere in questa speciale classifica. Non l'ho voluto io, qui è un ascoltatore che ce l'ha segnalato e noi siamo al servizio del nostro pubblico. Assolutamente. Io è un film che non conoscevo assolutamente. Ecco, ma devo dire che la trama è molto interessante, anche molto contemporanea e che, aggiungo, ci dovrebbe anche preoccupare se le cose girano male in questo nostro sgangherato paese, perché siamo in Francia e qui il governo francese cosa fa? Impone ai cittadini benestanti, quindi non sono io di certo, e quindi io mi potrei salvare, di ospitare i senza tetto. E il panico allora ad un certo punto si diffonde, no? E questi benestanti sono costretti ad ospitare un senza tetto. Ma qua che cosa succede? Che viene fuori la vera natura di questi radical chic con la puzza sotto il naso nell'ospitare un diciamo senza tetto. Allora, curiosità di questo film, intanto è una commedia per guardarci dentro, diciamo così, no? Che cosa pensate un po'? Che cosa potrebbe succedere se fossimo obbligati ad ospitare un senza tetto in casa nostra? Voi siete d'accordo? Sareste d'accordo? E poi vai, no, finisci che poi partiamo col trailer. Il film risponde proprio a questa domanda, portando alla luce che in realtà la natura dell'uomo poi alla fine non è quella che si vede, non è tutt'oro quello che luccica. Quindi diciamo da ben pensanti passano dall'altra parte. Trailer. Il principale titolo di questa sera riguarda le misure senza precedenti del governo. A causa del grande freddo, migliaia di persone sono scese in strada per denunciare la mancanza di alloggi popolari. Se il coefficiente di condivisione è uguale o superiore a 50, l'appartamento rientra nella categoria degli appartamenti condivisibili e si ha l'obbligo di accogliere nell'abitazione dei residenti supplementari. Il decreto è passato, la grande condivisione è diventata realtà. Quanti ne hai? Metri quadrati. Solo 300, perché? Merda. Vi trasferite? Sì, abbiamo affittato un piccolo monolocale. Aspetti. Grazie. Mi rifiuto! È stata fortunata a poter acquistare 200 metri quadri in uno dei quartieri più costosi di Parigi. Non si tratta di fortuna, ci siamo fatti un gran culo. Che ci fa lei qui? Porca puttana! Ti ci vedi a condividere il tuo spazio con un estraneo, eh? Non sopporti che lavi la tua biancheria con quella di nostra figlia? Bea, apri questa porta. Hanno voluto la sinistra e ora ce l'hanno! Se solo tu mi avessi dato 2 bambini in più. Buongiorno. Christine Dubreuil, se volete restare, dovete fare tutti quanti il bagno. Sì. Puzzate un po'. Povera Francia. Se tutti avessero votato come me... È risaputo, la gente di destra non ha cuore. Comunisti di merda. Stronzo! Vada al parrucchiere, tanto non hai altro da fare. Spilorcia! Mi ha rubato il computer, quel bastardo! Vi sta bene! È seccante aver votato a sinistra. Alla solidarietà. Solidarietà. È una buona scusa e nient'altro. Altro che solidarietà, Allora ringrazio l'ascoltatore perché ho visto il trailer che ha preparato Vincent e grazie, mi ha messo curiosità, vediamo dopo di procurarci. Adesso abbiamo detto Goodbye Lenin, cosa facciamo? Dobbiamo sintetizzare al massimo 2 parole. Goodbye Lenin è un film che si gira quando cade il muro di Berlino. Alex è il protagonista che accudisce la mamma che entra in coma durante la caduta di Berlino. Per facilitare il suo risveglio, ricrea, diciamo, nella sua immaginazione, fa ricreare alla mamma il pre-caduta di Berlino, per sintetizzare. C'è un bravissimo attore di cui abbiamo ampiamente accennato ieri durante la nostra chiacchierata,
che è Daniel Brühl, che ha recitato appunto in Bastardi senza gloria, ha recitato in Capitan America ed è un bravissimo veramente attore. Facciamo partire il trailer. Facciamo partire perché ci sono un paio di curiosità che ti riguardano, Pelle, perché nel film si fa un chiaro riferimento al mondiale di calcio del 1990. 2 sono le partite, quella datata del 1 luglio del 1990 di quarti di finale Germania-Cecoslovacchia, che 1-0 finì. Ma, attenzione, il rigore di una tua cara conoscenza interista, anche quella di Simone, ma forse lui non se lo ricorda, si chiama Lothar Matthäus. Ti dice qualcosa? Grandissimo giocatore dell'Inter, Io l'ho conosciuto anche. D'oro. Chiudo lì, dai, perché poi ce n'è un'altra, però dobbiamo correre. Allora? No, modestia a parte è il mio capolavoro. Mi dispiace solo che a parte tua madre non lo vedrà nessuno. Ti ringrazio, Dennis. Senza il tuo aiuto non so... non dire niente. Tieni, vattene, prima di diventare patetico. Però fammi sapere com'è andata. In occasione dell'anniversario della Repubblica Democratica Tedesca, il compagno Honecker ha comunicato alla nazione la decisione di dimettersi da tutte le cariche. Cosa? Cittadini di tutto il mondo, il socialismo è stato e sarà sempre la fede. Nel discorso pronunciato al Palazzo Presidenziale in occasione del 41esimo anniversario della Repubblica, Erich Honecker ha reso nota la sua decisione, motivandola con i radicali cambiamenti epocali verificatisi negli ultimi mesi, degna conclusione di un'intera vita dedicata alla politica. L'ex segretario si è congratulato col suo successore alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che da oggi assume ufficialmente anche la carica di segretario, Zygmunt Jähn. Il cosmonauta. Nel 1978 Jähn fu il primo cosmonauta tedesco a volare nello spazio. Il nuovo capo dello Stato questa sera si è rivolto... Terra e libertà adesso, dopo Goodbye Lenin, adesso l'ho riconosciuto, Daniel Brühl è proprio molto molto famoso. Terra e libertà invece è un film di Ken Loach e parla della guerra civile in Spagna nel 1936, quando praticamente i comunisti si spararono gli uni con gli altri. Grosse polemiche, riporta il Meneghetti in Spagna, l'accusa di aver stravolto la storia. Può essere considerata la prima, diciamo, grande guerra contro il fascismo, Pelle, secondo te? La guerra civile era per liberare, adesso io la metto verso i miei capi, la Spagna da Franco, però a un certo punto, per una questione anche di giochi politici, i comunisti, diciamo, anarchici operaisti, che anche dall'Inghilterra andarono, il protagonista è un inglese, e la scena è molto struggente perché c'è l'internazionale e questo che è anziano nel 95 muore, nel 94 muore, lo seppelliscono e la nipote trova il suo diario e lì parte il film che ricostruisce. Tra le altre cose, allora gli anarchici volevano andare in un certo modo, invece i comunisti sovietici glielo impedirono e quindi arrivarono a spararsi addosso. Tant'è che in quella guerra civile partecipò anche il grandissimo George Orwell, che tra le altre cose che è stato ispirato proprio dal resoconto di George Orwell, che prese parte a questa guerra civile, poi tornando in Inghilterra scrisse omaggio alla Catalogna, ed eravamo nel 1938. Tornò in Inghilterra perché in quella guerra lui fu ferito, George Orwell. Sì. Allora, brevissimamente il trailer e poi chiuderemo con Fuga da Los Angeles. Erano della CNT, sindacato anarchico. Qualcuno in confessione disse al prete dove erano nascosti e lui l'ha detto ai fascisti. Sapeva che li avrebbero ammassati. La prossima volta però ci dobbiamo prendere un po' più di spazio. Esatto, lo so. E chiudiamo con Fuga da Los Angeles di Carpenter, con Kurt Russell e Ian Plisken. C'è una scena
che ogni tanto mando quella finale, ma ce n'è un'altra che ha preparato Vincent per tutti noi. Sì, perché è piaciuta tantissimo Pelle, perché c'è lì una sorta di Che Guevara che è uno dei protagonisti in negativo di questo film, e c'è questo finale controverso che si vede la scena del basket dove Jena Pliski gioca da solo per sopravvivere. È una scena molto densa questa qua che ci porta poi alla conclusione della partita. Jena Pliski si salva e schiaccia il bottone per distruggere il mondo, e questo simboleggia, Carpenter ha voluto simboleggiare praticamente la fine del cinema commerciale. Questo era il succo del discorso. Perfetto, allora trailer e poi andiamo a chiudere definitivamente. Va bene. Vi avevo promesso che sarebbe stata una notte speciale. Vi avevo anche promesso un ultimo grandissimo spettacolo di morte in questa storica arena. Adesso, amici, assisterete a quella morte. Io vi offro la morte di Jena Pliski! C'è chi ipotizza che tu sia già morto, Jena. E chi giura che tu non morirai mai. Sarai anche sopravvissuto a Cleveland e fuggito da New York. Ma qui siamo a Los Angeles, amico. E ora stai per scoprire che questa fottuta città del cazzo può uccidere chi gli pare. E allora questo era Che Guevara, che qua però è la parodia di Che Guevara che, come avete capito, fa la parte del cattivo. Ma secondo te può essere considerata una critica alla cultura pop americana? Prende spunto da Los Angeles, che è una sorta di prigione decaduta dove ormai non c'è più nessun tipo di valore, che un po' rappresenta anche il periodo in cui il mondo sta girando fondamentalmente. Sì, i film hanno sempre, di Carpenter hanno sempre una traccia di politica. No, una traccia critica nei confronti della società americana. È una sua costante, ma lui è anche un grande artigiano. Prima di tutto si preoccupa di dare un film da vedere, e poi chiaramente ci mette. Ricordo anche che lui suona e compone le colonne sonore dei suoi film. Questo non lo sapevo. Con il figlio anche, se non sbaglio. Chiudiamo, basta, sono le 12:58. Abbiamo finito questa puntata sobria, molto sobria. Messaggio in codice per i manifestanti: sto per passare col mio scooter, se mi fate spazio sul marciapiede mi fate un favore, così riesco a mangiare qualcosa oggi. Perfetto. Grazie Simone. Grazie Simone, grazie a tutti voi. E grazie al professor Pierluigi Pellegrin. Ostia.